Gara che vede fra le donne al comando Valeria Furlan davanti a Mirella Pergola, fra i maschi Antonio Macagnan della Libertà San Biagio. Vai Claudio. Allora attenzione, diamo inizio alla premiazione. Premia allora il signor Longo sostituisce l'assessore Fasan che giungerà tra poco, e diamo inizio alla premiazione della categoria Master 35 specialità cross. Attenzione, il signor Longo per modestia non l'ha detto, ma è stato campione del mondo di ciclocross. Lo conosciamo bene. Si è semplicemente presentato dicendo sono il signor Longo e mi ha ingannato. Io ero preso dai numeri e dai nomi e attenzione, quindi allora partirò dal terzo classificato per l'atletica Ponzano. Al terzo posto troviamo nella Master 35 Stefano Pretotto. Stefano Pretotto, per cortesia, spero di non aver fatto inizio troppo presto alle premiazioni. Stiamo attendendo il terzo classificato categoria Master. Eccolo, sta arrivando. Bravo Tony, Sì, un attimo solo, aspetto l'arrivo della prima donna 14. e poi ti do il via. Classificato Mario Foltran, Atletica Valdo Biadere, e anche campione regionale con 18 e 48. Mentre invito i tre primi classificati della categoria 45, Gabriele Marsura, Flavio Olto, Francesco Favaro, ad avvicinarsi al palco delle premiazioni. Attenzione. Bene, allora categoria M Master 45, terzo classificato Gabriele Marsura, Atletica Sernaglia. Gabriele Marsura sale sul podio, quindi secondo classificato Flavio Olto, Atletica Mareno. Al primo posto, e quindi campione regionale, troviamo per Inaldon Libertà San Biagio Francesco Favaro con un tempo di 19 e 10. Ed ora chiamerò in anticipo, in disordine, perché poi faremo la premiazione per la categoria Master 50, Luciano Gagno, Renato Segate e Giorgio Centofante. Lascio ovviamente la suspense per vedere chi è arrivato primo, secondo e terzo. Attenzione, scendono i Master 45, ed ora è tempo di salire per i Master 50, e al terzo posto troviamo Luciano Gagno, Atletica Ponzano. Secondo classificato Renato Segat, Atletica Sernaglia, e primo classificato campione, quindi regionale, Giorgio Centofante, Gruppo Sportivo Alpini di Vicenza, con 19 e 11. E passo ora, se spero di non sbagliare, all'ultima categoria di questa. Attenzione, mi manca il primo però. Attenzione, sta arrivando, eccolo qua. Anche il primo, eccolo, Giorgio Centofante, Gruppo Sportivo Alpini di Vicenza, categoria Master 50. Sta per terminare anche la penultima delle premiazioni della prima gara. Indossa la maglietta.
si preparino intanto per Master 55 Silvano Rizzo, Oddone Tebia, Virginio Trentin. Sono i primi 3 classificati della categoria Master 55, ancora sul podio però i primi 3 della categoria precedente. Foto di rito tutti assieme. Bene, attenzione adesso, Master 55, al terzo posto troviamo per l'atletica Sernaglia Silvano Rizzo, eccolo. Quindi abbiamo secondo classificato, sempre atletica Sernaglia, Oddone Tebia, che sale sul podio. Primo classificato, quindi campione regionale per leader, e riesce ad intervenire a proposito e perfetto. Attenzione Aldo, sì. Comunicazione di servizio, richiamo per la consegna della maglietta i primi 3 classificati della categoria 35-40. Il primo, scusate, solo Fabrizio Paro e Mario Foltran non hanno ricevuto la maglietta. Ma vedrai che vengono a prenderla senz'altro. Altre atlete da seguire, oltre a Zerbato dell'Ideal d'Or, terze nate negli anni 97 e 98. Partite queste giovanissime atlete. 51. Allo un invito tutte le... Zitto in seconda posizione, 848 e 17, quindi Giovanelli la vincitrice della prova ufficiale, e poi col 17 Erika Vetterato di Sabano. Vai Claudio. Bene, dicevo a tutte le atlete della categoria Master dai 35 a seguire, per cortesia portarsi nella zona premiazioni, ovviamente soprattutto le interessate alle premiazioni, perché tra poco inizieremo. Sarà bene dire i nomi, perché non sempre lo sanno. Sì Aldo, potrei indovinare, ancora non ho il foglio però... Perfetto. Allora, Berretto, seconda posizione. Vai Sofia, vai, ti Scatta Giada, vai! Vai Giada! Mentre Sedane attende anche Renato Longo, 5 volte campione del mondo di ciclocross, attende anche lui per le premiazioni. Mancano solo i fogli e poi daremo il via alla premiazione dei Master. Dai Greta, brava! Dei cross. Dai Emma! Sono qua! Sei buoni? Sei buoni? Sto a posto? O ti serve? Vedo in arrivo i fogli per le premiazioni, allora attenzione, categoria cross femminile. Invito già le atlete, vado in ordine disordinato, non dico primo, secondo e terzo, adesso chiamo solo. Allora Mariangela Massura, Valeria Furlan, Sabrina Roncaglia,
A seguire poi avremo stiamo per terminare questa premiazione.